Una settimana di confronti e condivisione nel segno della sostenibilità. Il nuovo hotel di Mogliano Veneto torna ad ospitare la settimana della sostenibilità fino al 20 marzo per la sua quinta edizione. Confindustria Veneto Est ha riunito infatti imprese, istituzioni, università ed esperti per discutere le diverse sfide e opportunità della transizione sostenibile. Una tappa fissa per noi perché molte aziende hanno capito che la sostenibilità è una delle leve strategiche proprio per agire sulla competitività. Oggi è un tema particolarmente sentito dalle imprese che ovviamente stiamo vivendo una transizione, mi riferisco sia a quella ambientale che a quella digitale, che in qualche modo agiscono anche su come porsi come imprese, anche investire in innovazione, in efficienza energetica, anche nel migliorare il rapporto con le persone, il controllo della filiera. Questo ha portato a generare proprio nuovi modelli di impresa e noi come Confindustria Veneto Est vogliamo essere a fianco delle nostre imprese e aiutarle in questo percorso di questa transizione che stiamo vivendo, offrendo anche modelli, competenze e strumenti per affrontare tutto questo. Da un recente studio effettuato su 1500 imprese venete è emerso come le aziende del territorio si distinguono nel sociale, nell'innovazione digitale e in ambito di efficienza energetica. Restano però ancora da perfezionare la capacità di monitorare i propri dati, così come la gestione della filiera. Nonostante i buoni risultati ottenuti a livello regionale, sono però ancora molti gli aspetti su cui lavorare in un panorama industriale sempre più complesso. È chiaro che le difficoltà, soprattutto oggi, sono veramente tante, perché penso che quando uno arriva nella propria azienda, se parliamo di imprese, oggi è di fronte a delle tematiche sulla globalizzazione, su tutte quelle che potrebbero essere delle tematiche importanti, il mercato, la competitività, i costi, l'energia, cioè sono tutti elementi che sono ovviamente contrari a quello che è una buona gestione, quindi ti distolgono da questo. Non dobbiamo perdere la barra, cioè la barra deve essere sempre precisa. Le aziende del territorio hanno già iniziato il loro percorso verso la sostenibilità, che deve però essere affiancato anche da un'innovazione in ambito digitale, un cambiamento ad oggi necessario per essere competitivi a livello nazionale ed europeo. Chi ha investito in questi anni in sostenibilità e innovazione, perché i due temi vanno insieme, la cosiddetta doppia transizione, quindi sostenibilità e digitalizzazione, perché sono uno un po' il requisito e la premessa per l'altra, ha ottenuto dei risultati migliori.